Per quanto riguarda il campionato di promozione del Girone A, c'è voglia di riscatto in casa Casertermini dopo l'inaspettata sconfitta interna ad opera di una baldanzosa Empedoclina. La compagine di Pino La Bianca sarà ospite del Casteldaccia, avversario ostico e battagliero che renderà difficile la vita alla compagine granata. Questa gara è stata affidata a Nicolò Melodia di Trapani. Gioca in anticipo l'Empedoclina di Angelo Mercante che ospita il Forte Lascari in una gara che si presenta dura e difficile. La compagine marinara ha raggiunto il quinto posto in classifica, non intende mollare. Per questa sfida è stato chiamato Giovanni Manuel Lentini di Marsala. Turno apparentemente facile per la capolista Unitas Sciacca, che sembra avere preso il volo vantando 4 punti di distacco dal Castertermini. La compagine saccense ospiterà il Bagheria e l'obiettivo è uno solo, la vittoria. A dirigere la gara del Gurrera è stato chiamato Giuseppe Lipari di Trapani. La Folgore di Castelvetrano gioca a Piantellago contro la locale Nissa, mentre il Camarat se la vedrà in casa con i vicini di casa dell'Albatros Lercara dell'ex Acragantino Giovanni Comito.